Benessere ventiatazze con Nobis, il Friuli, Vignesi e Giulie, alla fatta registrare un new record storico di casi di Covid, di quando è scominciata la pandemia. 1917 le nuove infezioni, tali ultimi 24 ore. 400 in più di che fin come ieri la giornata più nere di tutti ai 20 di novembre dal 2020. Ma con tutto questo altissimo numero di positività, l'occupazione dagli saris medicis e dalle terapie intensive resta la metà dell'anno passato. 6 in marzo, che la più giovane, e una femmina che aveva 76 anni. E di morti ricoverati dalle terapie intensive, la più grande parte di loro non è vaccinata. L'assessore ai trasporti dalla regione Graziano Pizzimenti ha il risultato positivo al Covid-19. In isolamento fin di ieri, Pizzimenti per il momento è asintomatico, ma la sua positività è obbligata a mettere in quarantena purtroppo persone che erano venuti in contatto con lui. In quarantena è anche il presidente Massimiliano Fedriga, che però è venuto in contatto con un altro positivo, che per il momento risulta negativo al tampone. Un latitante iracheno di 40 anni è stato arrestato dalla Digos di Trieste per aver aiutato il passaggio di clandestini in diversi sbandi dall'Europa. L'uomo è stiampato in Svizzera, ma è tornato in Italia per fare gli schiarti per avere il reddito di cittadinanza. L'uomo è stato individuato, arrestato e menato in prigione dagli agenti. Maxi sequestri dalla Guardia di Finanza di Pordenone in previsione dal Prindalan. Gli flammis zalis dal Friuli occidentale hanno fatto disegni di controlli in tutti i territori che hanno portato al risultato di sequestrare 85.000 fucks di artifici ingrumati in un deposito sierato, in spiete che venissero inchiappati le giuste precauzioni e fin anche donne a materiali che poi imbrusare facile. Il titolare dell'attività di nazionalità cinese è stato denunciato. Un carico di persone fresche partite dalla Francia e dirette a Saint-Denis si è ribaltato sull'autostrada a Disno, lontano di Zeno, e perdendo il preseat caric. Un incidente che l'ha fatto businare per via dalla destinazione dal camion e dal disciplinar dopo dal persuto di Saint-Denis, che al previot che si vede di doprà dome materie prime, dome chiardi di vignince italiane. Il consorzio dal Persuto di Saint-Denis ha voluto da ormai a palis distanze dalla questione, dicendo che il carico non gli era destinato ai stabilimenti dalla filiera. La materia prima per Saint-Denis è esclusivamente di vignince italiane, come stabilito dal disciplinar. Se aveva di là Saint-Denis, a Siering che dal consorzio, da sicuro non è un prodotto destinato al ZIR dalla produzione DOP. Il Friuli, Vignesi e Giulie è una delle regioni italiane con la più alta percentuale di reati informatici. Da ora i centri di studi dalle chiamaris di commercio e tagliacarne, la nostra regione è al terzo posto da ora la Liguria e il Piemonte, con 530 denunce ogni 100.000 abitanti. Gorizia è al primo posto in Italia per il numero di reati denunciati, il 50% in più dalla media nazionale. Rete d'Asi e Centri Balducci e ha lanciato un allarme sulle politiche dall'immigrazione dal Friuli Vignesi e Giulie, che sono considerati ostili e in daur cui teams sintin cecanus dis pre Pierluigi Di Piazza. Io penso che in Friuli, anche in Tatiarnia, io vengo da Tiarnia, attuale, così, a sempre stata una tradizione di Viergi la Quarta, di dare un pugno di farina a cui passava, che era povera, anche quando io ero frutto, e di metterla a dormire al stali, al fen,
Sì, questa dimensione è una dimensione umana, non è retorica, non è sentimentale. Voi si varese di esprimi intanto come atteggiamento di fronte. Vi è queste persone che svengono da situazioni veramente drammatiche, no? Di guerra, di violenza, di povertà. A me che questa disponibilità di animo che non hanno insegnato in queste stiase, i nonus, papà e mamma, e che vi provate a provare, io diciamo che si può udare che atis, a 7 minuti un tic mancul, io non dico che siete sparite perché c'è tanta gente in Friuli che è disponibile, però si pensa veramente che avrei di essere di più, ecco, e tanta gente che è stata messa nell'al, ecco, avrei di mettere, io per prima, ma la man, come si dice, la man sulla coscienza. 112 famiglie di Udine sono là di Simplace, dalla zona di San Domenico, a protestare contro dal trasferimento imponuto dall'Ater. L'agenzia regionale ha di fatto deciso di mettere in sest 16 condomini di edilizia popolare che saranno tornati a progettare di Plantefur con la realizzazione di 170 appartamenti, cutuardi si inclui rispetto a che sono comò. Ieri le 112 famiglie che protestano, tanti sono di anziane o che hanno in carico persone deboli o no autosufficienti. Ma sentì dalla voce diretta di un residente i motivi della protesta. Noi domandiamo a me di noi essi cambiare di buttare questi stiasi sca, perché questi stiasi sca non meritano buttati su, perché non sono dei sbaracchi e sono chiasi come che si deve, che dentro hanno anche e sono confortevoli e hanno le necessità che vanno bene e non arrivi a capire perché varessero di buttare questi sca quanto che sono tanti vecchi che veramente meritano, che non sai se veniranno anche buttati su dopo, anche che, ma chi non meritano proprio. E parlato là intanto? Io ho le così 44 anni, così qua. Là in un'altra banda, intanto vorrei di eliminare, non sai, troppe robe, perché è inutile, non si sa. E dopodiché, non sai, là che vorrei di metternos, e come, e dopo magari pardinus se volete tornare là, e no. Troppi svolti svino di fanno, insomma, anch'io ho la metà. La Zonte Comunale di Udine ha approvato un slargamento al marchiato di pomis e verduris di Placial dall'agricoltura per 5 milioni di euro. Come che non sconte il vice sindic Loris Michelini e saranno tirati fuori news spazi di esposizione dalla robe e nuovi celis frigoriferis. Da sono apparesi importanti, approvati in giunte, voi a Udine di che si tratti? Allora, le prime è che dal collegamento ciclopedonale tra via Sabadini, via della Roggia con il comune di Pagan di Prate e di Chianfuarmi. Una grande, lunga, importante ciclovie che noi arriviamo a realizzare passando su un punto per non creare un nuovo che è il ponte canale. Che lo metteremo a posto, nos costerà 500.000 euro strutturalmente, però è importante che serve sia alle autostrade, alle regioni con FVG strade, lì è passo le tangenziali. Che altre opere invece? Che altre invece le ha all'espansione, che scuglie le parte dal fresc di Udine Mercati. Chi slot di 5 milioni di euro circa, alvenga a fare due grandi cieli suddivisi dopo dividuti dopo in tanti altri spiccioli che potranno essere oggetto di sede di chi fornitori. E dopo noi abbiamo ricevuto altri 20 milioni di euro per un secondo lotto al complete le fasi espansive. E anche per Usgnotte alle tutte si torna a via di domani sera a Nuf Mancul Vince. Mandi.